I tagli dei trasferimenti agli enti pubblici di circa il 40% in 2 anni e il continuo incremento della pressione fiscale del governo nazionale inducono il sindaco di Favara a rivedere le aliquote IMU. Nella città dell'Agnello Pasquale attualmente le aliquote imposte ai cittadini erano quelle minime nella proposta di aumento dell'amministrazione comunale Manganella, che nel pomeriggio sarà al vaglio del Consiglio Comunale. Si prevede l'incremento dello 0,1% sulla prima casa, portandola quindi dallo 0,4 allo 0,5 e dello 0,25 sulle seconde case. Incremento quest'ultimo che porterebbe l'aliquota attuale dello 0,76 all'1,01%. Secondo il sindaco di Favara, questa soluzione dovrebbe garantire al comune un gettito di 1.400.000 euro. Somma questa che servirebbe a quadrare il bilancio di previsione e quindi a salvare l'ente dal rischio dissesto. I dettagli della manovra sono stati illustrati al municipio di Piazza Cavour in una conferenza stampa. Sindaco, senza troppi giri di parole, servono 1.400.000 euro. Sì, servono 1.400.000 euro per poter bilanciare il bilancio di previsione del 2012, dopo che da parte dello Stato ci sono state una serie di provvedimenti finanziari che hanno tagliato i trasferimenti dello Stato nei confronti del nostro Comune e anche da parte ovviamente della Regione. Nel giro di 2 anni sono stati tagliati al Comune di Favara circa il 40% delle risorse prima disponibili. Tutto ciò ovviamente ha un costo che non può non pesare nella predisposizione del bilancio di previsione, perché il bilancio non può mai andare in Consiglio Comunale senza avere il proprio equilibrio. Da qui la necessità di rivedere anche le aliquote IMU. Ricordiamo qual è la vostra proposta? La proposta che va questa sera in Consiglio Comunale è quella di aumentare l'IMU della prima casa dallo 0,4 allo 0,5 e per la seconda casa dallo 0,76 all'1,01. Queste aliquote consentiranno al Comune di portare il bilancio in pareggio. Se questo non dovesse avvenire e il bilancio non viene poi successivamente approvato dal Consiglio Comunale, perché non lo potrebbe essere, perché il bilancio o è in equilibrio oppure non può essere approvato. Non andando il bilancio in equilibrio, interviene un commissario della Regione Siciliana che dichiara il dissesto finanziario, aumenta tutti i tributi locali portandole al massimo previsto dalla legge e nel caso in cui ciò non riuscisse a bilanciare il bilancio si può andare anche al di là di questo, e quindi noi con questa scelta che abbiamo fatto, che spero il Consiglio Comunale faccia proprio questa sera, ci consente di scegliere tra due mali quello minore.